adesso sì, parliamo invece, affrontiamo un altro argomento, quello della sostituzione dei fermenti lattici al lievito, un'idea partita da Maserà a Padova, valutata prima dall'Agenzia regionale Veneto Agricoltura e studiata ora dal MIT di Boston. A capo di questa intuizione un imprenditore padovano che lavora le farine. Ci dice di più Ivana Godnik. Si cuoce e si sforna con la crosta più o meno croccante e dorata e il pane più o meno morbido o fragrante. Tipi di panificazioni diverse per meglio intercettare i gusti e le richieste del pubblico sempre più esigente. Lo sanno bene a Maserà, vicino a Padova, dove nel granaio delle idee da oltre 25 anni portano avanti la costante ricerca per offrire farine e miscele innovative prive di additivi chimici. L'ultima frontiera, perfezionata in questi anni, è quella di sostituire il lievito con i fermenti lattici. Lo facciamo identificando e isolando i batteri lattici del lievito madre e soprattutto microincapsulandoli con una tecnologia nuova e proprietaria che è quella della microincapsulazione. Processo di ricerca sostenuti dai laboratori di Veneto Agricoltura, l'agenzia regionale che attiene nel Vicentino con il supporto di biologi e biotecnologi si occupa della biodiversità microbica tramite la selezione di migliaia di microrganismi isolati da diversi prodotti alimentari fermentati. Il granaio delle idee cercava nel territorio una partnership, diciamo, una collaborazione proprio per sviluppare dei prodotti innovativi per la panificazione che andassero, diciamo, un po' oltre la semplice fermentazione con il lievito, ma non avessero l'esigenza di tempi lunghi quali sono quelli, diciamo, dei diversi rinfreschi delle paste madri. Di norma l'utilizzo di batteri lattici migliora la tessitura del pane, migliora l'alveolatura, riduce il raffermimento e a volte rende anche più croccante la crosta. È una ricerca che ha incuriosito anche oltreoceano, avete trovato una partnership? Sì, il nostro partner in questo momento qui si chiama Ginkgo Biowork. È una multinazionale molto importante di Boston che lavora nelle biotecnologie. Isoliamo i batteri lattici che ci interessano, li inviamo a loro che con una tecnologia particolare li fanno evolvere secondo le caratteristiche che desideriamo in maniera completamente naturale e poi di nuovo microincapsuliamo con la nostra tecnologia che va a finire nei nostri coadiuvanti e nei nostri semilavorati per fare questa fermentazione lattica in maniera completamente naturale e nuova. Perché un esperimento, ovvero un percorso nato da una situazione così piccola, se possiamo dire in provincia, no? Quasi, può interessare una realtà grande come il MIT? Vediamo che ci sono un sacco di progetti di ricerca e molte aziende cercano appunto di creare, insomma di costruire, di mettere a punto dei prodotti fermentati perché la fermentazione è un processo naturale, quindi si è diciamo portato avanti un po' questa sensibilità nei confronti di prodotti che naturalmente si trasformano perché appunto gli agenti sono dei batteri lattici che sono comunque dei microrganismi che sono sicuri dal punto di vista della sicurezza alimentare.